Buongiorno a tutti e benvenuti a Focus TG. Non c'erano dubbi, 12 in punto, come sempre. Non sgarriamo, anzi non avete nemmeno bisogno di guardare l'orologio. Quando ci sentite sapete che sono le 12 e che inizia il nostro appuntamento quotidiano con voi. Ci facciamo compagnia fino alle 13:30 e durante questa ora e mezza, come sempre, usciremo spesso dallo studio, andremo a sentire i nostri colleghi nelle nostre città del nord-est, da Trieste a Vicenza, da Padova a Belluno, Treviso, Venezia, insomma andremo un po' a sentire che aria tira e quali sono le notizie del giorno in queste nostre città. Ovviamente e purtroppo la notizia del giorno è anche quella dell'ulteriore aumento dei contagi in Veneto. Vi faccio vedere subito i dati delle ultime 24 ore, così ci rendiamo conto insieme del fatto che purtroppo i numeri sono cresciuti ancora. Infatti il report dell'azienda Zero, cioè il report dell'azienda sanitaria del Veneto, ecco, possiamo così dire, ci dice che nelle ultime 24 ore, cioè dalle 8 di ieri mattina alle 8 di questa mattina, mercoledì 17 novembre, i nuovi casi, quindi i nuovi positivi, allargo ancora un po' così vedete i numeri, eccolo, questo è il numero che purtroppo ci interessa ed è un 1435, quindi nuova impennata, 1435 positivi nuovi solo nelle ultime 24 ore, che porta il totale delle persone attualmente positive, quindi in qualche modo in quarantena o in isolamento, a 17.648, sono numeri purtroppo molto alti. Per quanto riguarda i ricoveri, scendo nella tabella perché è l'altro dato che monitoriamo di solito, ecco, come vedete ci sono 22 nuovi ricoveri in terapia non intensiva e 4 in meno però in terapia intensiva, con 6 decessi. E questi sono i numeri che insomma purtroppo non sono buoni, che riguardano le ultime 24 ore, poi insomma cercheremo di capire, di analizzare un po' meglio nel corso della giornata, anche avere dei commenti, diciamo così, autorevoli. Tra una decina di minuti andremo a Treviso per parlare di cronaca. Ci sono stati 2 fatti gravi, 2 assalti in villa, ecco, chiamiamoli così, uno è andato a buon fine, ne abbiamo parlato ieri, ma un altro che è stato sventato a Mogliano, così poi ci facciamo raccontare meglio i dettagli. Intanto, rimanendo su questo tema, cioè quello della pandemia, il pericolo è quello di essere in fascia gialla per Natale, una situazione insomma che riguarda però altre regioni, in particolare il Friuli Venezia Giulia. Poi andremo a sentire anche il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federiga. Adesso da Treviso un servizio un po' riassuntivo che fissa la situazione a ieri sera. 1278 nuovi positivi in Veneto nelle ultime 24 ore, dato che da tempo non si leggeva nei bollettini quotidiani di Azienda Zero. Una curva che continua a crescere come aumentano i posti letto occupati negli ospedali veneti, con 325 pazienti in area non critica, con un incremento di 8 unità rispetto al report di ieri mattina e 65 in terapia intensiva. Bollettino che conta anche purtroppo 5 nuovi decessi. La morsa del virus che torna a stringersi sulla nostra regione, che secondo l'Associazione Italiana di Epidemiologia dal 29 novembre potrebbe passare in fascia gialla. Ipotesi che, stando alle proiezioni della regione, però sembrerebbe al momento esclusa, visto che tra 2 settimane in Veneto si dovrebbero superare 2 parametri, l'occupazione dell'area intensiva e l'incidenza ogni 100.000 abitanti su 3, che farebbero scattare il passaggio di zona. Un rischio, quello della fascia gialla, a ridosso delle festività natalizie, che riguarda e preoccupa altre regioni italiane, con alcuni governatori che sul modello austriaco del lockdown per i non vaccinati chiederanno all'esecutivo che le misure restrittive legate alle aree di colore valgano solo per le persone non immunizzate. Intanto da Palazzo Chigi fanno sapere che nel nostro paese per ora non ci sono i numeri per un provvedimento come quello adottato in Austria, ipotesi che anche il governatore del Veneto, Zaia, ieri aveva escluso. Ma non c'è solo la politica ad interrogarsi su interventi simili, la discussione coinvolge pure i cittadini. Alcuni, proprio per evitare un secondo Natale di restrizioni, si dicono favorevoli a restrizioni solo per coloro che non hanno intrapreso il percorso vaccinale. Se aumentassero i contagi, secondo lei fare come ha fatto l'Austria sarebbe giusto? Secondo me sì. Quindi chi è vaccinato può uscire, chi non è vaccinato?
rimane a casa. Una soluzione parziale, perché effettivamente bisognerebbe vaccinarsi tutti. Potrebbe essere un sistema per evitare il contagio. L'idea di comunque farli stare a casa è necessario per la società, quindi io credo che questo modo di vederla non è del tutto scorretto. C'è poi chi invece ribadisce l'importanza della libertà di scelta e anche di movimento. Io non sono d'accordo, cioè chi vuole vaccinarsi si vaccina, chi non vuole vaccinarsi fa meno, fa tamponi, quello che serve. Anche loro hanno diritto di uscire. Non ha senso, io dico che chi di dovere dovrebbe assumersi la responsabilità di mettere un obbligo di vaccino. Eccoci tornati in studio, c'è stata anche una lieve scossa di terremoto questa mattina sul lago di Garda. Non sono segnalati feriti né danneggiamenti, è avvenuta alle 8:54 a riva del Garda, in Trentino. L'epicentro a 9 km di profondità, nel centro del lago di Garda, a 3 km nella zona del Veronese. Non si segnalano comunque né feriti né danneggiamenti. E a proposito di pandemia c'è anche la questione dei tamponi, le farmacie, anche qui tema molto dibattuto. Facciamo il punto della situazione a Padova con Guido Barbato. 87.000 tamponi a settembre, più del doppio a ottobre, quasi 198.000, nelle farmacie della provincia di Padova, e all'11 novembre erano già 96.000. Una corsa al tampone che ha costretto molte farmacie ad assumere personale. Nelle 157 aderenti all'esecuzione dei tamponi siamo arrivati a circa 8.000 test al giorno. E su questi 8.000 tamponi eseguiti al giorno si è mostrato un aumento dei casi di positività, e questo si vede nettamente sul padovano, che ha avuto un incremento rispetto alle altre regioni del Veneto per circa il 33%. Il giorno più critico in assoluto è il lunedì mattina. Vi assicuro che lunedì mattina abbiamo una coda fuori di almeno 40-50 persone che attendono una certa esigenza, fare il test ed avere il Green Pass per poter recarsi al lavoro. Collesai riferisce anche di scene di gioia da parte di alcuni risultati positivi al Covid e che quindi ottengono il Green Pass per 6 mesi e sono ovviamente esentati dal dover ripetere il tampone ogni 48 ore. È vergognoso che persone, clienti, possano esultare a un test positivo. A mio avviso questo assolutamente è intollerabile, nonostante ci siano state tutte queste morti in quest'ultimo periodo. Nelle farmacie ci si può sempre vaccinare, su appuntamento. Noi, come tutti gli altri colleghi nelle altre farmacie, somministriamo il Moderna come prima e seconda dose e anche il Pfizer come dose booster, quindi terza dose. Ovviamente a costo zero. Grazie ad Andrea Collesei, insomma interessanti queste informazioni che arrivano dal mondo delle farmacie. Avete sentito anche uno spaccato proprio di quotidianità con giustamente insomma definito un po' vergognoso il fatto che ci siano pazienti che sono contenti di essere positivi perché così non devono ripetere i tamponi e risultano insomma esenti dall'effettuarli ogni 2 giorni. Vabbè, cambiamo completamente argomento. Andiamo, penso, a Treviso, però parliamo di Mogliano, nel senso che con Francesca Bozza, che saluto e ringrazio, parliamo della cronaca, immagino. Francesca, buongiorno. Sì, buongiorno Federico, buongiorno telespettatori. Siamo a Zerman di Mogliano, una frazione proprio di Mogliano. È qui che ieri sera, intorno alle 18, una banda è entrata in azione nella villa che vedete alle mie spalle dell'imprenditore Nicola Giol. 4 persone, forse una quinta, attendeva i complici in macchina, si sono introdotti nella proprietà, ma questi movimenti sono stati intercettati dal sistema di videosorveglianza, dalle telecamere, immagini che sono state prontamente viste dal custode della villa, che ha messo in fuga i banditi e lanciato l'allarme. Colpo dunque tentato, non andato a segno, e che arriva a 48 ore di distanza da una rapina invece portata a termine domenica sera intorno alle 19:30 nella villa del petroliere Giancarlo Miotto. Questa volta siamo sempre a Mogliano, ma questa volta siamo a Marocco di Mogliano. Anche qui 4 persone
armate sono entrate nella villa, hanno tenuto sotto sequestro la famiglia dell'imprenditore Giancarlo Miotto, la moglie, la figlia piccola e due domestici, e minacciandoli con le armi hanno svuotato 2 casseforti presenti nella villa e sono poi fuggiti. Stavolta a Zerman, come detto, colpo tentato grazie all'accortezza, alla prontezza di spirito del custode che ha visto appunto questi movimenti sospetti e ha dato l'allarme. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri di Mogliano insieme poi ai colleghi del comando di Treviso, che hanno acquisito quelle immagini che sono risultate poi fondamentali, hanno acquisito quei frame che verranno ora analizzati per capire, per identificare i responsabili, ma soprattutto per capire se si tratta della stessa banda, che è quella composta da 4 persone, entrata in azione domenica sera a Marocco. Saranno fondamentali naturalmente quelle immagini per capire per il proseguo delle indagini. Naturalmente qui a Mogliano cresce l'inquietudine, anche la paura, sapendo che c'è una banda, forse 2, che sta girando, che sta gravitando nella zona. Si intensificano naturalmente i controlli delle forze dell'ordine, anche nel pomeriggio un pattugliamento dei carabinieri che seguiremo con le nostre telecamere. Federico, se non ci sono domande io ti restituirei la linea. Sì, Francesca, no, volevo solo chiederti, in realtà che sia la stessa banda o siano 2, così mi viene da dire da cittadino comune, non è che cambi molto, nel senso che comunque la paura, un po' l'ansia, credo per i residenti sia uguale, cioè 1 o 2 bande fa poca differenza alla fine, c'è comunque immagino una preoccupazione diffusa. Assolutamente, anche perché ci sono stati questi 2 episodi particolari, ma la zona di Mogliano è stata purtroppo presa di mira dai ladri nelle abitazioni di altri cittadini, ladri che sono riusciti ad entrare portando via quello che hanno trovato, che hanno tentato. Quindi sai, è un senso di inquietudine che cresce anche alla luce di questi 2 episodi, tanto più quello di Marocco, con una famiglia, con una bambina piccola minacciata poi anche dagli stessi malviventi e tenuta sotto sequestro. Il tentato colpo di ieri sera, come hai detto tu, che sia una banda, che siano 2, poco cambia per il sentore, per quella che è il sentimento dei cittadini, che chiedono naturalmente maggiori controlli, che chiedono che ci sia una maggiore attenzione, soprattutto nelle ore del tardo pomeriggio, perché se un tempo si parlava di furti e si parlava di furti messi a segno quando le case erano disabitate, quindi pensiamo magari durante il periodo di Natale, delle vacanze estive, quando la gente andava via, lasciava le case chiuse, oppure di notte quando si introducevano nelle case. Adesso spesso, e lo assistiamo anche noi nella Marca trevigiana, ma è un po' in tutto il Veneto, i ladri entrano in azione anche quando i proprietari sono in casa, appena arriva il buio. Adesso il cambio dell'ora con il buio che arriva un po' prima permette loro di muoversi nascondendo proprio con il buio i propri movimenti, e quindi sai, la tensione, il fatto poi, l'idea di trovarsi faccia a faccia con dei malviventi senza sapere quello che potrebbero fare, davvero tanta. Sì, però insomma magra consolazione, per carità, però insomma almeno l'impianto di videosorveglianza ha funzionato, quindi gli allarmi, i sistemi di sicurezza, quelli che uno può adottare nelle proprie case, insomma almeno questa volta ha funzionato, quindi insomma un po' di difesa, ecco, può arrivare anche da lì. Vabbè, insomma, ripeto, magra consolazione, almeno non sono entrati, ecco. Vabbè. Almeno non sono entrati, soprattutto non hanno fatto del male a nessuno, certo. E nonostante resti comunque l'inquietudine, perché abbiamo provato a suonare il campanello, chi ci ha risposto ci ha detto questo, in modo molto gentile ci ha detto però questo non è il momento, quindi anche se poi alla fine il colpo è stato solo tentato, resta naturalmente quella paura e quella insicurezza, inquietudine che un episodio del genere lascia alle spalle naturalmente tutti quanti. Questo senz'altro. Vabbè, insomma, speriamo che i carabinieri riescano a arrivare in fondo alle indagini, quindi anche identificare qualcuno. Francesca, grazie infinite, poi insomma stasera gli aggiornamenti, immagino, buon lavoro, ti lasciamo a Mogliano e poi ti ritroveremo a Treviso più tardi. Grazie. Ciao. Non le ho chiesto com'è il tempo, però insomma, a dire il vero mi sembrava cielo grigio dietro di lei, quindi penso che
la giornata sia così, un po' uggiosa. Vabbè, grazie ancora a Francesca Bozza e fra poco ci spostiamo di nuovo perché andiamo anche a Padova per vedere qual è la situazione lì. La prima domanda sarà quella sul tempo, così ce la togliamo subito dai pensieri. Ci fermiamo solo per un attimo, poi torniamo, ancora informazioni, aggiornamenti, la cronaca, i servizi e i collegamenti con l'esterno. 12:18 minuti, vi ho detto che c'è stata una lieve scossa di terremoto sul lago di Garda, ma niente di che. Poi sulle vaccinazioni, niente di che, nel senso che non si sono registrati danni né feriti, ovviamente, se no ve l'avrei detto subito. Siamo arrivati a 92,5 milioni di dosi di vaccino, ci dice il ministro della Salute Roberto Speranza. Non sarebbe stato possibile se non si fosse in un grande paese. Le prime dosi sono fondamentali. Continuiamo a farne circa 19.000 al giorno. Sembra un numero residuale, invece è importante perché ogni singola dose in più di vaccino significa rendere più forte il nostro scudo contro il Covid-19. Dobbiamo insistere, questo ci dice il Ministro della Salute, l'ha detto per la precisione al convegno dell'Ordine dei Medici. Oggi è la giornata dei prematuri, cioè dei bimbi nati prima del termine, una giornata nazionale, diciamo così, e proprio poche ore prima di questa giornata, ieri è arrivata la notizia dall'ospedale di Cittadella della storia dei due gemellini Diego e Daniel, nati dopo sole 30 settimane di gestazione. E in Veneto nel 2020 sono stati oltre 360 i parti pretermine, ma abbiamo scoperto insomma che sono sempre di meno e questa è una buona notizia. Vediamo un po' la loro storia. Diego e Daniel sono un doppio miracolo. Questi gemellini, quando sono nati il 23 settembre 2021, dopo 30 settimane di gestazione anziché 40, pesavano poco meno di 2 kg. Sono venuti alla luce esattamente un anno dopo che la loro mamma, Laura, 33enne di Fontaniva, aveva perso un primo figlio. Nemmeno la seconda gravidanza è stata facile, considerata fin da subito a rischio e per di più segnata dal Covid che mamma Laura scopre di avere nei primi mesi di gestazione. Ma Diego e Daniel, grazie a 3 professionisti del pronto soccorso di Cittadella che portano la donna d'urgenza in sala operatoria per il taglio cesareo, nascono anche se prematuri. L'incubatrice e le cure del nido della pediatria dell'ospedale di Cittadella e ora dopo un mese sono tornati a casa con mamma e papà. La storia di Diego e Daniel è solo una delle tante a lieto fine da raccontare in vista della giornata dedicata alla prematurità. Bambini piuma che stanno nel palmo di una mano ma che grazie alle terapie intensive neonatali riescono a diventare grandi. Nel 2020 in Veneto i bimbi molto prematuri, cioè nati prima della 32esima settimana di gestazione, sono stati 362, un trend in discesa se si calcola che dal 2014 al 2017 superavano i 500 e che nel 2018 e 2019 erano oltre 400. Numeri davvero interessanti, insomma poi ci sono questi centri davvero molto specializzati nel Veneto, Padova, Vicenza, Verona, insomma Treviso, centri che davvero aiutano tantissimo i bambini che nascono prematuramente e insomma quasi tutti per fortuna poi ce la fanno. Altro passaggio sul vaccino, la terza dose va fatta rapidamente secondo le indicazioni, alcuni parlano di farla a partire dai 5 mesi della seconda per mettere più al sicuro dai rischi dell'infezione, va fatta dai 40 anni in su, dicono i dati di Israele, perché insomma sotto i 40 anni non ci sarebbe un reale vantaggio tra fare 2 o 3 dosi. Così il direttore del reparto malattie infettive della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma, Roberto Cauda, e quindi insomma c'è questa serie di informazioni ulteriori che arrivano sulla terza dose. Vi ricordo che il 1° di dicembre sarà possibile prenotare per chi ha compiuto 40 anni, prenotare ovviamente la terza dose. Tra un po' andremo a Venezia, allora prima
per scaldare un po' i motori, arriva proprio da Venezia la notizia di un focolaio che si è aperto, diciamo così, un focolaio di Covid che si è aperto lungo la riviera del Brenta, a Mira per la precisione, nelle scuole, in una scuola primaria di Mira con 25 casi di positività. Situazione monitorata, però alcune classi in quarantena. Vediamo. Sono 25 i casi di positività accertati in seguito a un focolaio registrato nella scuola primaria di un istituto scolastico di Mira. Tutto sarebbe partito dalla positività di un insegnante che ha portato alla messa in quarantena di una classe. 10 i casi tra gli alunni. Nei giorni successivi, però, gli accertamenti hanno individuato positività in altre 3 delle 5 classi, rispettivamente 10 in una seconda classe testata, 2 in una terza sottoposta a tampone e 2 casi nella quarta. Una quinta classe invece risulta attualmente libera. Monitorando l'evolvere della situazione, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha messo in atto tutte le azioni di contenimento e prevenzione. Quindi sono 25 i casi totali e 64 i contatti scolastici in quarantena. Gli alunni coinvolti sono per la maggior parte asintomatici. I pochi pauci sintomatici presentano sintomatologia blanda, come algia addominale, vomito o raffreddore. Quindi notizie che arrivano dalla pandemia con, ve lo mostro di nuovo, l'abbiamo visto prima ma magari a qualcuno è sfuggito, il report della Regione Veneto, perché insomma purtroppo è un dato che va comunque segnalato e che dice che ci sono stati nelle ultime 24 ore, dalle 8 di ieri mattina alle 8 di questa mattina, 435 nuovi casi, che sono circa 200 in più rispetto alle 24 ore precedenti, quando erano stati circa 1200. Qui 1435 nuovi, 17.648 attualmente positivi, quindi che sono attualmente o in isolamento o in quarantena, insomma, e poi 22 nuovi ricoveri in area non intensiva, 4 ricoveri in meno, questa è l'unica buona notizia, in terapia intensiva, anche se ci sono 6 decessi, non vorrei che fossero poi collegati a questo i casi in meno di ricovero in terapia intensiva. Vabbè, insomma, situazione che va tenuta sotto controllo e c'è sempre questo pericolo della zona gialla che aleggia, dobbiamo anche lì capire come andrà. Ci fermiamo un attimo solo, poi andiamo subito dopo a Venezia. (12:28) Focus TG con voi dalle 12, ancora un'ora da trascorrere insieme. Non so se è solo una mia sensazione, ma insomma è stata una mezz'ora che è passata velocemente. Tante notizie vi abbiamo dato, abbiamo già fatto dei collegamenti, siamo usciti dal nostro studio, siamo andati a Mogliano con la nostra collega Francesca Bozza, poi tra poco usciamo di nuovo, andiamo a Venezia. Adesso vi do una notizia che viene da Verona, perché l'azienda Melegatti ha richiamato un lotto del suo Pandoro originale per la possibile presenza di corpi estranei in plastica dura, una segnalazione presente anche sul sito del Ministero della Salute. Dovrebbe interessare i dolci venduti con un certo numero di lotto e con scadenza 30 aprile 2022. Vabbè, date un'occhiata se per caso rientra in questo lotto, in questo gruppo di prodotti venduti anche il vostro Melegatti. Cambiamo argomento, adesso andiamo a parlare di un appuntamento abbastanza, anzi molto tradizionale, che è quello del calendario dell'Arma, il calendario dell'Arma dei Carabinieri, il calendario storico che è stato presentato, un'opera realizzata quest'anno dal maestro Sandro Chia e dello scrittore Carlo Lucarelli. Quasi in ogni casa c'è un calendario dell'Arma, come se in ogni famiglia ci fosse un carabiniere. Così oggi il colonnello Gianfilippo Magro, comandante dei Carabinieri di Treviso, ha presentato la nuova opera da collezione 2022. Il tema di quest'anno è il regolamento generale dell'Arma del 1822. 200 anni di storia che vengono narrati con i racconti
appassionati ed avvincenti dello scrittore di gialli Carlo Lucarelli e con le tavolozze della pittura contemporanea del maestro Sandro Schia. Il talento dello scrittore Carlo Lucarelli accompagna i lettori mese dopo mese con narrazioni ispirate dall'evoluzione dello storico regolamento che risale al 1822 e da allora immutato nei valori, ma sempre aggiornato con integrazioni susseguitesi in questi 2 secoli. Gli avvincenti racconti di Carlo Lucarelli si fondano in un unicum quasi inscindibile con le straordinarie opere del maestro Sandro Schia. Ne scaturisce un percorso narrativo che si snoda tra i doveri e le responsabilità dell'essere carabiniere, dove il militare è presenza tra e per le persone. Comandante, qual è il tratto più importante, quello caratterizzante di questo calendario? È l'essere dei carabinieri al servizio degli italiani, ispirati da quelli che sono i principi, i valori del nostro paese e della nostra gente, la solidarietà, l'impegno e la laboriosità, che è anche quello che contraddistingue l'italianità nel mondo. Il calendario storico dell'Arma oggi è giunto ad una tiratura di quasi 1.200.000 copie, di cui oltre 16.000 in 9 lingue. Indice sia dell'affetto e della vicinanza di cui gode la Benemerita, sia della profondità di significato dei suoi contenuti che ne fanno un oggetto apprezzato, ambito e presente tanto nelle abitazioni. Eccoci qui ancora insieme dopo il calendario dell'Arma e quindi dopo il comandante provinciale dei Carabinieri. Passiamo ad un altro comandante, quello della Guardia di Finanza. Ci colleghiamo con Ilaria Marchiori, che è proprio in sua compagnia. Ciao Ilaria, buongiorno. Adesso ci dici dove sei, facciamo anche un po' sorridere i nostri telespettatori, perché tu mi hai mandato, diciamo, sì, un po' l'anteprima di quello che ci racconterai adesso, però me l'hai spedito in verticale, per cui se avete visto quando sono tornato in studio ero messo così perché cercavo di leggere quello che mi hai spedito e ho fatto fatica, ma insomma un'operazione sulla quale c'è poco da scherzare, bravi ovviamente i nostri rappresentanti della Guardia di Finanza. Raccontaci tutto, un'operazione insomma che ha corposa, che ha riguardato anche tante attività commerciali. Sì, buongiorno Federico, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio all'interno del comando della Guardia di Finanza di Corso del Popolo a Mestre. Insieme a me c'è il generale Giovanni Salerno, che è comandante provinciale proprio qui insieme a me, per parlare di questo intervento davvero corposo che è stato effettuato nel territorio di Venezia, con sequestro di migliaia di prodotti e controlli a tappeto, soprattutto nel fine settimana, che come sappiamo e abbiamo visto in particolare negli ultimi mesi c'è stato un vero e proprio assedio da parte dei turisti. Allora, innanzitutto comandante, grazie per averci ospitati qui nella sede della Guardia di Finanza. Vogliamo parlare di questo importante intervento effettuato dalle Fiamme Gialle. Sì, buongiorno a tutti. È stata fatta questa attività di intensificazione a contrasto di fenomeni di contraffazione e di abusivismo in genere. L'obiettivo è proprio quello di intervenire su quei fenomeni che sono strettamente connessi al turismo di massa, quello che lei giustamente indicava si riversa qui in laguna nel fine settimana. Trattandosi di un turismo che è rivolto a una certa tipologia di offerta commerciale, la nostra attenzione si è rivolta proprio in quel settore. Ecco, spiegate le attività a contrasto dei prodotti contraffatti, di prodotti che suggeriscono una origine italiana, un made in Italy, ma che in realtà provengono da qualsiasi altra parte del mondo, o prodotti non etichettati, sicuramente a basso costo, ma di cui non si sa nulla circa l'origine, non si sa nulla circa la composizione dei materiali, nulla in ordine alla reale sicurezza anche per la salute dei consumatori. Comandante, controlli non solo sui prodotti ma anche su guide turistiche e taxi acque. Esattamente, l'obiettivo è sempre quello di intercettare i fenomeni di abusivismo. I controlli nei confronti delle guide turistiche sono risultate tutte regolari e questo ovviamente
ovviamente ci fa piacere. I controlli sui taxi d'acqua, perché questo tipo di controllo, sappiamo il fenomeno del moto ondoso, quindi del numero di imbarcazioni che percorrono la laguna. In questo caso, grazie anche all'aiuto della componente aeronavale della Guardia di Finanza, i controlli sono stati espletati durante il weekend e in un caso è stata individuata e sanzionata un'imbarcazione che operava priva delle prescritte autorizzazioni. Visto che ha parlato del controllo aeronavale, è importante evidenziare e sottolineare come sia stato un intervento a 360 gradi, mettendo in campo tutte le sezioni della Guardia di Finanza. Sì, perché l'obiettivo è quello di essere presenti sulle varie direttrici di ingresso dei prodotti e delle merci, e sappiamo benissimo di un'area portuale ed aeroportuale, quindi l'attività ha riguardato anche quegli ambiti, anche in quel caso con la collaborazione dei funzionari doganali presenti nell'area portuale e nell'area aeroportuale, e anche in quel caso sono stati sequestrati prodotti, per esempio provenienti dall'Oriente, prodotti che riportavano la dicitura Murano Glass, e quindi davano un certo tipo di indicazione al consumatore, in realtà provenivano da Oriente. Controlli, abbiamo detto, a 360 gradi della Guardia di Finanza con tutte le parti coinvolte, ma non solo, perché c'è stata anche la collaborazione con altre forze di polizia del territorio. Sì, in questo caso abbiamo ricercato questa forma sinergica di intervento con il Corpo della Polizia Municipale, con il quale continuamente ci sentiamo, siamo in contatto e cerchiamo di organizzare attività della specie. In questo caso l'azione congiunta con la Polizia Municipale di Venezia è stata rivolta a intercettare eventuali situazioni di abusivismo nelle locazioni, ad esempio nel bed and breakfast, quindi anche in questo caso un tipo di offerta non di alto livello, ma quella che normalmente a cui si ricorre il turista che se non è giornaliero comunque fa il weekend, ma tende a spendere un pochino di meno, e spesso ci imbattiamo in bed and breakfast privi di autorizzazioni. Comandante, lei si è insediato da poco qui a Venezia, circa un paio di mesi. Che situazione ha trovato? Ma la situazione è una situazione ordinaria. Ovviamente ho acquisito immediatamente la consapevolezza di quelle che sono le criticità che caratterizzano questa città, ma che sono riportate da tutti gli attori istituzionali, di cui si parla in tutti i tavoli, dalla prefettura, con tutti gli altri attori. Noi semplicemente, una volta realizzato ad esempio questo grosso problema di abusivismo collegato al turismo di massa, stiamo cercando di fare la nostra parte, ovviamente coordinandoci su altre iniziative con gli altri attori istituzionali. Anche perché sappiamo che è stato siglato anche un protocollo con la Regione. Questo io non lo so, ma immagino che tutti le componenti, ripeto, prefettura, regione, comune, la provincia, le varie forze di polizia, sono tutti focalizzati su quelli che sono i problemi di Venezia. Ognuno per la parte di propria competenza credo che abbia il dovere di fare. Noi come Guardia Finanza speriamo di poter fare. Benissimo, allora, Federico, credo che il tempo a nostra disposizione sia giunto al termine, per cui se non ci sono altre domande io ringrazio il comandante Salerno per questa delucidazione in merito alla notizia che tu avresti letto in verticale, ma bastava girare il telefono, credo. Continuiamo pure a scherzare, così alleggeriamo anche un po' i toni. Se non hai altre domande restituisco la linea allo studio. Fare così, così riesco. Ok, allora va bene. Sono giustificato. Ringrazio il comandante, ciao Ilaria, buona giornata, ci permettiamo ogni tanto anche di sorridere e scherzare un po', e buon lavoro. Sarà fatto, grazie a voi. Finanza e tutti i nostri colleghi della redazione di Venezia. E torniamo in studio, fra poco andremo anche a Padova, però prima di andare a Padova
vi segnalo ancora una volta l'appello, ecco, chiamiamolo così, del mondo della scienza a fare la terza dose di vaccino anti-Covid quando si rientra, insomma, nelle categorie che possono farla, secondo le indicazioni. Dal 1° dicembre, lo ricordiamo, sarà possibile anche per i quarantenni, cioè chi ha compiuto i 40 anni, quindi da lì in su ovviamente, e poi c'è questo grande dibattito sulla riduzione della validità del tampone rapido che passi da 72 a 24 ore, parliamo dei tamponi in generale, penso sia quelli molecolari come ormai li conosciamo, sia quelli rapidi. Doveva esserci ieri sera, così anche do un'indicazione ad Alessandro Costacurta in regia, per andare ieri sera a Padova, doveva esserci l'ennesima marcia, corteo, chiamiamolo così, no pass, doveva esserci questa manifestazione in movimento, quindi si doveva spostare lungo le vie del centro, ma senza interessare le strade che il prefetto voleva, diciamo così, rimanessero libere, quindi una sorta di flop, ecco, se vogliamo, così almeno viene definito da alcuni osservatori, un corteo che ieri sera hanno seguito ovviamente per noi i nostri colleghi della redazione di Padova. Infatti chiedo scusa, le immagini le vediamo più tardi nel servizio, ma insomma l'aggiornamento, diciamo, dei nostri colleghi è che c'erano appena una settantina di manifestanti che da Piazza Garibaldi hanno percorso le strade limitrofe al centro, scandendo i soliti slogan contro il Green Pass e contro i vaccini. Non sono mancati momenti di attrito con le forze dell'ordine, 2 praticamente signore si sono rifiutate di mettere la mascherina, nonostante l'obbligo con l'ordinanza comunale che arrivava dall'ordinanza comunale, quindi insomma un po' di tensione c'è stata. C'è invece, qui le immagini ci sono, il commento, se vogliamo, comunque la posizione del sindaco Giordani sul corteo, su questa manifestazione non statica ma in movimento, ed è la conferma che di volta in volta, insomma, viene concordata con il prefetto e con il questore la dinamica, ecco, di queste manifestazioni. Sentiamo il sindaco. Tensione, c'è preoccupazione, non tensione, preoccupazione. Così il sindaco di Padova commentando il corteo no pass previsto in città questa sera. Fino al 31 dicembre l'ordinanza impone l'obbligo di mascherina durante gli assembramenti e il primo cittadino spera di non rivedere le scene di sabato pomeriggio con i 3.000 manifestanti tutti senza mascherina stipati al Parco Europa. Se usa la mascherina sta a distanza di sicurezza, nessuna sanzione, siamo un paese democratico, per fortuna. Padova resta la provincia con più casi positivi, saliti a 3.226. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 250 nuovi contagi e cresce anche il numero dei ricoverati. Nonostante siamo al 90% delle persone vaccinate, sta aumentando in maniera vertiginosa il contagio. Penso sia mio dovere non stare fermo a fare qualcosa proprio per i contagi. Non stiamo scherzando, no, che qualcuno va a farsi un giretto in terapia intensiva, non è uno scherzo, io non posso stare fermo su queste cose, non so, forse non mi amano, non sono simpatico, è mio dovere fare queste cose. In città resta alta l'allerta per le manifestazioni dei Novax, anche alla luce dell'indagine della Digos di Torino che ha portato alla denuncia di 17 persone riunite nel gruppo Telegram Basta Dittatura, che minacciavano azioni violente contro il governo, i medici e le persone vaccinate. Tra gli indagati anche un 50enne residente a Mestrino che in queste chat di Novax dichiarava di voler lanciare l'acido contro le forze dell'ordine. Allora, aggiornamento che è arrivato da Padova su questo corteo, vi ho detto com'è andata ieri sera, un corteo con solo una settantina di persone, e tra poco usciamo di nuovo dallo studio, dobbiamo ancora andare a Vicenza, a Belluno, anche a Padova, insomma ci fermiamo adesso solo per un attimo e poi insieme a voi fino alle 13:30. 12:49, siamo insieme dalle 12, abbiamo ancora un bel pezzo di strada da fare insieme fino alle 13:30, stiamo alternando le nostre uscite consuete
nelle varie città in cui le nostre redazioni stanno lavorando, gli alterniamo le notizie, alterniamo le uscite alle informazioni che arrivano, i servizi preparati dai nostri colleghi, insomma cerchiamo di non farvi annoiare, ecco, questo è un po' l'obiettivo principale, speriamo di riuscirci. Adesso passo la palla a Luisa Bertini, mi raccomando, non far annoiare i nostri telespettatori, brillante, dacci un sacco di informazioni. Ci proverò. Dici anche com'è la giornata, ti vedo davanti alla prestigiosa redazione all'insegna della nostra redazione. Siamo appena rientrati prima di riuscire di nuovo, quindi intanto ti aggiorno su quella che è la panoramica Covid, perché in questo periodo si parla soprattutto della fascia colpita, la fascia dell'età pediatrica, e ne abbiamo parlato proprio con il direttore della pediatria del San Bortolo, Massimo, che ha detto in questo momento abbiamo un neonato ricoverato positivo con la mamma positiva che non si era vaccinata durante la gravidanza. Il neonato è in osservazione ovviamente per monitorare l'evoluzione, essendo molto piccolo. Comunque ha rassicurato sulle condizioni, diciamo, in fascia pediatrica, perché i bambini che si ammalano di Covid, dice, sono il più delle volte asintomatici e vengono seguiti a domicilio. Nell'anno 2021 ha fatto anche una panoramica su tutte quelle che sono le malattie anche respiratorie collaterali, perché dice nel 2021 ci sono stati ripetuti casi di quella che viene definita infiammazione sistemica Minsk, che è correlata al Covid, è una malattia infiammatoria che comporta il ricovero, e il direttore di pediatria ha detto ci sono stati 5 casi di ricoveri di almeno 3 settimane, proprio perché sono lunghi i ricoveri, proprio per smorzare questa situazione infiammatoria. Ma altro dato che preoccupa in questo periodo è che si sta affrontando un problema relativo alle infezioni respiratorie da virus respiratorio sinciziale, che l'ha definita un'epidemia senza precedenti, perché c'è stata una recrudescenza, cioè è l'intensità, diciamo, che preoccupa di questa malattia di età pediatrica, perché di solito si manifesta in una forma stagionale contenuta, si verifica, diciamo, vengono colpiti il range di età tra 1 e 6 mesi, quindi bambini molto piccoli. In questo momento ci sono 12 bambini ricoverati in pediatria e 5 in terapia intensiva pediatrica per questa patologia, per questa malattia. Abbiamo fatto anche una panoramica più generale sul Covid e sui contagi insieme a Salvatore Barra, quindi al direttore sanitario dell'Ulzotto Berica. Ovviamente per quanto riguarda il Covid, come un po' ovunque in regione, i casi aumentano i positivi, aumentano i ricoverati. Siamo qui per quanto riguarda l'Ulzotto Berica a 130 casi al giorno, sia vaccinati che non, quindi 3-4 nuovi ricoveri giornalieri. E oggi i ricoveri sono 44, siamo saliti a 44, tanto più che all'ospedale San Bortolo si pensa di aprire altri reparti Covid. Ieri è stata aperta la seconda ala delle malattie infettive, il reparto di medicina è già diciamo full, con 15 posti aperti per Covid. Luisa, hai un po' la sensazione che ci sia una certa preoccupazione anche tra i medici? Non creiamo allarmismi perché non c'è nessun motivo, però insomma la sensazione è di una preoccupazione che cresce. Diciamo moderata preoccupazione perché ovviamente è paragonabile a tutto quello che è stato vissuto in questi 2 anni, non lo è. Diciamo siamo anche più in grado di affrontarla e quindi predisporre, come ti anticipavo prima, posti letto in più. Diciamo la preoccupazione c'è proprio perché aumentano i casi, ma scafati da questi 2 anni di esperienza. Ecco. Diciamo che oggi ti aggiungo anche un'altra notizia a tutto quello che è Covid e malattie, che è una buona notizia sempre che riguarda la medicina, perché l'ultimo argomento medico che abbiamo trattato riguarda la giornata mondiale del prematuro, certo, che oggi è stata inaugurata la nuova sede proprio qui al San Bortolo a Vicenza della Banca del Latte Umano Donato, per cui Vicenza, e questa è la buona notizia, si candida ad essere un po' il punto di riferimento regionale, perché
100 neonati prematuri hanno usufruito nell'ultimo anno di questo servizio, anzi nell'anno precedente, perché poi con il Covid diciamo ci sono state delle difficoltà in più, ovviamente è tutto rallentato, però ecco la candidatura di Vicenza ad essere punto di riferimento regionale, quindi un'eccellenza. Va bene, meglio chiudere allora con questa notizia positiva, per fortuna che c'è, qualcuna ce n'è. Grazie Luisa, poi insomma stasera nel TG di Vicenza immagino la viva voce del direttore di pediatria, le altre informazioni, la cronaca, insomma tutto quello che farà parte del telegiornale. Grazie, ti lascio che Grazie a voi. Ci dicevi che devi uscire in maniera elegante, mi hai detto facciamo veloci che devo uscire di nuovo. È un messaggio velato. Esatto. Buon lavoro a tutti voi a Vicenza naturalmente, buona giornata, buon pomeriggio. Notizia che arriva da Padova, di cronaca, dalla polizia con gli agenti della squadra mobile della questura di Padova che insomma prima nei giorni scorsi già avevano fatto un sequestro di droga lungo i binari ferroviari a Ronchi di Campanile. Adesso sono tornati proprio perché immaginavano che i pusher avrebbero continuato a usare quella zona e così hanno anche fermato un pregiudicato tunisino che aveva con sé degli involucri di droga, ma oltre a recuperare quegli involucri sono stati recuperati anche 300 grammi di eroina avvolti in una busta di nylon, quindi insomma bravi i poliziotti padovani a tornare diciamo sul posto eccetera eccetera. Adesso andiamo a sentire a proposito di zona gialla possibile, ma non è tutto ancora da vedere, anzi speriamo che non sia così, però se ne parla in qualche regione italiana, anche insomma Zai ha ipotizzato che se i numeri non miglioreranno c'è questa teorica possibilità di cambiare colore. La nostra collega Erinda Chitesa ieri ha sentito i bassanesi su questa terza dose, scusate, sul passaggio del possibile della regione in zona gialla. Sentiamo cosa hanno detto. Sembra di ritornare tutti come prima. Certo, sicuramente adesso dobbiamo stare attenti in questo brutto periodo, però distanziamento, mascherina, dovremmo venirne. Vaccini sicuramente. Dovremmo prendere a calci nel sedere qualcuno, ma non si fa e quindi siamo in questa situazione. Chi nello specifico? Chi non si è vaccinato, chi non mette la mascherina, chi non rispetta le regole elementari che ci sono per evitare il Covid, e ci sono tantissime persone che non lo fanno. Sono in attesa della terza dose, quindi lei pensi quanto male fa vedere che la gente non rispetta e non vuole vaccinarsi e vuole il Green Pass magari anche falso. Devo dire che bisogna studiare altre strategie perché c'è una parte che sembra incomprimibile di persone che sono resistenti. Naturalmente siamo un paese libero, ma bisogna trovare la maniera per aumentare il numero dei vaccinati. Secondo me la gente dovrebbe vaccinarsi un po' di più. Io vengo dall'Emilia Romagna, sono vaccinata e mi sento molto più protetta anche quando vado nei posti. Spero di no, penso di no. E vacciniamoci, no? Non so, io sono per il vaccino, ognuno è libero di fare quello che vuole. Però se rischiamo questo e mettiamo in pericolo l'economia e la salute, eccetera, vacciniamoci. Assolutamente bisogna farci il vaccino. Siamo fra gli stati che hanno fatto il massimo per avere il vaccino. Lo diamo gratuitamente al popolo. Non capisco perché non vogliono farlo. E poi vorrebbero anche essere curati gratuitamente in ospedale. Noi sentiamo periodicamente la gente, insomma è interessante capire qual è un po' l'umore, avete sentito le voci raccolte a Bassano. 12.58, ci fermiamo un attimo, poi subito fuori dallo studio. (13:03), siamo insieme da un'ora, abbiamo ancora fino alle 13:30 il tempo di uscire almeno altre 3 volte dallo studio per farci raccontare un po' cosa succede nelle nostre città. Adesso andiamo subito a Belluno. Ieri mattina avevamo parlato con la nostra collega Tiziana Bolognani del grave incidente che c'era stato con una donna che era stata falciata da un'auto pirata e scaraventata oltre la recinzione di un'azienda ad Arten di Fonzaso. La donna, 63 anni, Emilia Santurini, era uscita per fare 2 passi in pratica, una camminata che purtroppo è stata
davvero tragica. Però le indagini dei carabinieri, se non altro, insomma, avrebbero, mi sembra, adesso ci facciamo confermare da lei, avrebbero individuato il responsabile. Tiziana, aggiornaci, buongiorno a te. Sì, buongiorno, spero mi state bene, perché io invece ho sentito voce a spizzichi. In effetti hai la voce che va e viene, non è un collegamento stabile questo. Facciamo un altro tentativo, se no ti richiamiamo. Mi fate un altro, perché il medesima cosa la sento. Sì, niente, dobbiamo riprovare, per cui ci dobbiamo salutare per un attimo, Tiziana, poi proviamo a tornare da te. C'è appunto, dicevo, questa questione del... scusate che intanto faccio un'altra segnalazione, ecco qua. No, dicevo che appunto c'era la voce che andava e veniva, quindi purtroppo non riusciamo a mantenere il collegamento con Tiziana, che ci doveva parlare di questo incidente mortale avvenuto ieri sera. Veramente un investimento vero e proprio da parte di un'auto ai danni di questa signora, che la sua unica colpa è stata quella di fare una camminata fuori di casa, insomma fare un giro dalle sue parti per fare due passi, che è andata a finire davvero in maniera drammatica. E finché vediamo, non so se possiamo riprovare a chiamare Tiziana o collegarci con Padova, insomma nel frattempo vi invito a vedere con me un servizio che viene da Vicenza. Vediamo se abbiamo delle notizie o se arriva qualcosa, altrimenti... Ecco, forse abbiamo di nuovo Tiziana. Sì, ti sento. Sì, allora io perché sento che la linea è come prima, Tiziana, è la stessa cosa. Mi senti? Qualche parola sì e qualche parola no, mi sa che non è sufficiente per rimanere collegati. Se vuoi fare l'ultimo tentativo... Lo credo anch'io. Niente. Dicevo, andiamo a Vicenza con la riapertura, l'ampliamento dei centri vaccinali dell'Ulsotto, quindi in previsione di riuscire, insomma, a ripartire, ad aumentare le vaccinazioni, che insomma sono comunque in numero sufficiente, non dico elevato, ma comunque soddisfacente. Allora, per far fronte all'ampliamento del range a cui si rivolgerà e si rivolge la terza dose, insomma c'è anche la volontà a Vicenza di ampliare gli orari dei 4 centri vaccinali. Obiettivo: riapertura massiccia dei centri vaccinali. Dal 1° dicembre il territorio dell'Ulsotto punta a tornare alla piena operatività oraria nei centri vaccinali di Torri, Montecchio, Valdagno 90. Quelle che erano state pensate come fasce orarie a scacchiera, bilanciando le aperture mattutine e pomeridiane, saranno rimodulate anche alla luce dell'ampliamento del parterre dei destinatari delle dosi booster. Oggi riunione di emergenza con lo staff direttivo per ampliare gli orari di apertura dei centri vaccinali. Ricordiamo che noi abbiamo sempre mantenuto i nostri 4 centri vaccinali: Torri, Montecchio, 90 e Valdagno, non sono mai stati dismessi. Verranno ulteriormente implementate le sedute in questi centri, proprio perché oltre in questo momento alle terze dosi degli over 60, dal 1° dicembre il Ministero ha permesso le prenotazioni per le dosi booster agli over 40, quindi avremo tutte le corti di età 40-59 anni. L'invito è quello a prenotarsi. A differenza della prima parte della vaccinazione, in cui per alcune corti di età c'è stata la chiamata attiva, cioè la lettera recapitata a casa, per la dose booster invece l'utente deve prenotarsi attraverso il portale regionale. Il sistema gli dà però la possibilità di prenotarsi per la terza dose o dose booster solo quando sono trascorsi 6 mesi dalla precedente dosi. Campagna vaccinale in netta ripresa anche per quel che riguarda le prime dosi. Siamo in netta ripresa. Abbiamo avuto chiaramente, dopo la ripresa grossa del fine settembre, un po' per il tema Green Pass, avevamo avuto momenti un po' più di tranquillità. Certo, un certo afflusso sempre di prime dosi sta riprendendo quota, le richieste per le terze dosi sono massicce. 13.08, questo è dunque l'aggiornamento su Vicenza, insomma dati interessanti. Vi mostro anche la scheda della Regione Veneto sul
sulle vaccinazioni dice che ieri sono state somministrate 14.907 dosi, di cui 1.200 sono prime dosi, 3.468 i cicli completati e 10.000, sono tanti, 10.232 sono vaccini addizionali, cioè la terza dose in pratica, quindi una cifra alta che mi pare confermi un po' quello che abbiamo sentito da Vicenza, che ha ripreso, ecco, vigore questa vaccinazione. Dovremmo avere adesso collegato da Padova Guido Barbato rapidamente per un aggiornamento, penso anche nel suo caso, numeri e aggiornamenti Covid. Buongiorno Guido. Ciao Federico, buongiorno a tutti. Numeri e aggiornamenti perché sono arrivati da un seminario che la ULSS 6 provinciale ha organizzato titolandolo "La pandemia vista con gli occhi di", puntini sospensivi, con gli occhi di chi l'ha affrontata, curata e organizzata sul territorio padovano. I vertici della sanità padovana sono unanimi nel dire che questo andamento di ricoveri, che se anche non è costante, è anche magari altalenante nei numeri, però è un aumento, è reale, e questo fa preoccupare diciamo tutti i dirigenti dei vari servizi che si occupano del Covid, dal servizio malattie, dall'unità complessa malattie infettive tropicali a quella per le malattie respiratorie, fino al servizio di igiene pubblica sul territorio. Sia la dottoressa Cattelan, che forse ci ha regalato la testimonianza più interessante, che il dottor Vianello, che la dottoressa Gottardello, ma in particolare la dottoressa Cattelan ci ha raccontato di come lei, anche visitando i reparti con le situazioni più difficili, si trova di fronte a questi irriducibili del vaccino, che pure se arrivano in ospedale con la polmonite non ne vogliono sapere di vaccinarsi. E verrebbe anche da dire, così nella conversazione che abbiamo realizzato pochi minuti fa con la telecamera e microfono, speriamo che queste persone non ci rovineranno, tra virgolette, il Natale, proprio perché la maggior parte dei ricoverati sono coloro che rifiutano di vaccinarsi. Proprio nemmeno gli indecisi ci sono più, ci sono quelli che rifiutano e basta. E questo insomma fa preoccupare. Un'ultima conclusione ve la do con i dati invece relativi alle scuole nella provincia di Padova. In questo momento, ci ha riferito la dottoressa Lorena Gottardello, appunto direttrice del servizio igiene e sanità pubblica, ci sono 45 classi ai vari livelli in quarantena e 100 in sorveglianza, ovvero in cui si stanno attendendo i dati dei tamponi, e quindi 100 in sorveglianza, insomma anche questo è un numero piuttosto alto. I pensieri maggiori vengono dalla scuola media e dalla scuola elementare in particolare, quelle che una volta almeno si chiamavano così. Da registrare anche da parte della dottoressa Gottardello che l'aumento arrivato così a novembre nei dati scolastici è scattato subito dopo Halloween, quindi come c'è un sempre collegamento anche con quello possibile? Secondo la dottoressa Gottardello sì, e questo torna a far parlare di assembramenti, le feste, eccetera, eccetera, quindi anche Natale potrebbe, insomma... I comportamenti sono semplici, dicono insomma i dottori, quelli da tenere, però probabilmente c'è stato un po' di lassismo, come probabilmente c'è stato anche nell'estate, insomma magari a livello nazionale e post-estate, se questi sono gli effetti a novembre. Certo. Ecco. Guido, vedi Valentina Visentin vicino a te? È lì vicino a te? No. No, non è vicino a te, devi rispondere, no, non è vicino a me. Infatti ci colleghiamo con lei tra poco, che sarà da un'altra parte della città, comunque sempre di Padova. Grazie Guido, ti saluto. Ciao, grazie a voi. Ti ringrazio, buona giornata. È rimasto perplesso perché in effetti questo cosa dice avrà pensato, perché era un modo anche per anticipare il fatto che torneremo a Padova tra un po'. Con Guido dovevamo sentirci una mezz'ora fa, poi non ci siamo riusciti, quindi 2 collegamenti con Padova vicini, nessun problema. Abbiamo parlato dei dati, degli ultimi dati che arrivano dall'ULSS 6 grazie al collegamento con Guido Barbato. Tra poco parleremo con Valentina Visentin, ma sempre di Padova. Prima andiamo a Bassano, dove c'è stata un po' di polemica per l'albero di Natale. Adesso arriva anche la risposta dell'amministrazione su questa vicenda. Sentiamo il servizio. Il Natale non è mai immune da polemiche, e qualche anno fa c'è stata la polemica per l'albero sintetico, quest'anno c'è ovviamente per l'albero vero. Un albero che comunque era destinato all'abbattimento, vuoi perché l'abete è comunque una pianta che lì non era nella collocazione corretta,
abbattimento che però prevede comunque la sostituzione con essenze autoctone sicuramente più idonee per un parco. Abbiamo preferito utilizzare una pianta a chilometro zero per evitare di sprecare risorse per andare a recuperare una pianta a denego, e quindi con anche dispendio di denaro, ma anche con un inquinamento oggettivo per il trasporto. Adesso, insomma, a me pare interessante andare ogni tanto anche in Friuli Venezia Giulia per vedere qual è un po' la situazione lì, grazie ai nostri colleghi di Tele4. Quindi prima di andare da Valentina Visentin facciamo un po' il punto della situazione soprattutto con il Presidente della Regione. Non ho detto dobbiamo fare delle restrizioni per i non vaccinati. Ho detto che se dovesse un territorio passare di zona, di colore di zona, i vaccinati avrebbero maggiore libertà e non dovrebbero sottostare a quelle regole. Cosa che invece è venuto l'altro anno per tutti, perché i vaccini non c'erano. Oggi abbiamo dei vaccini che funzionano, sono efficaci. Se mi permette, colgo l'occasione per rimarcare un passaggio fondamentale, ovvero quello di fare la terza dose. Ovviamente si sono superati i 6 mesi dall'ultima vaccinazione, perché anche quello ormai ci sono evidenze scientifiche che dai 6 mesi in poi abbiamo un lento, seppur importante, diminuzione della protezione. La terza dose, la dose booster, aiuta moltissimo a riprendere la protezione anche dal contagio. Ecco il punto della situazione dunque in Friuli. Poi torniamo in Friuli perché c'è anche, diciamo, la commissione regionale tecnica e un po' un laboratorio, quello del Friuli Venezia Giulia, con dati che purtroppo sono un po' più preoccupanti di altre zone d'Italia. Adesso torniamo a Padova da Valentina Visentin, che vediamo, ci facciamo raccontare dov'è e un po' qual è la situazione lì da voi. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Federico, sono all'esterno dell'azienda ospedaliera di Padova perché come ogni mercoledì c'è stato il report settimanale sull'andamento della pandemia in città. Padova che purtroppo oggi torna ad essere la città con più nuovi casi, 356 quelli registrati nelle ultime ore, quindi in totale nella provincia sono più di 3.400 le persone attualmente positive al Covid. Se aumentano così esponenzialmente i contagi, diciamo che invece è più sotto controllo la situazione dei ricoveri, che restano stabili intorno alle 60, oggi nella fattispecie sono 62, soprattutto nei reparti di malattie infettive e area geriatrica, e una persona, c'è una ragazza molto giovane di 19 anni in ginecologia, e poi c'è tutto il fronte della terapia intensiva e subintensiva. Oggi sono 12 le persone ricoverate in terapia intensiva e 9 in subintensiva. In terapia intensiva la maggioranza, ovvero 9 persone, sono giovani adulti non vaccinati. Questo è il dato, perché le due tipologie di persone ricoverate, ci ha spiegato il direttore dell'azienda ospedaliera Giuseppe Dalven, sono giovani non vaccinati, soprattutto nei reparti più gravi, e invece poi nell'area geriatrica anziani, molto anziani, pluripatologici vaccinati. Queste sono le due tipologie di persone ricoverate. C'è un trend appunto in aumento dei nuovi casi, ma rispetto alla situazione dell'anno scorso diciamo che è più sotto controllo proprio grazie all'imponente campagna vaccinale e anche appunto adesso alla somministrazione della terza dose di vaccino per gli anziani che hanno già superato i 6 mesi dalla data dell'ultima vaccinazione. Questi sono i dati di oggi. Sono stati soprattutto i bambini a essere sottoposti a tampone, perché abbiamo fatto il punto anche sulle non missioni di soccorso, sugli accessi al pronto soccorso, scusate, e c'erano molti bambini con sintomatologia sospetta Covid. Fortunatamente sono stati solo 5 i casi rilevati e uno si è tradotto in un ricovero, ma il bambino è già stato dimesso. Valentina, ci dai un passaggio veloce? Io ho letto ai nostri telespettatori quello che avevate preparato sul corteo di ieri sera, insomma, quindi un corteo con poche persone, e ho anche riportato il fatto che c'è stata un po' di tensione tra due signore che non volevano mettersi la mascherina e le forze dell'ordine. Sì, hai qualche altra informazione, qualche altra reazione magari su quello che è accaduto? Abbiamo
Sì, abbiamo un attimo delle novità, se mi dai il tempo te le dico subito, perché stanno arrivando ovviamente poi anche le disposizioni sulle multe invece per i partecipanti di sabato, quindi il maxi assembramento che si è registrato poi in sabato scorso. Allora, per quanto riguarda la manifestazione di ieri sera, hanno partecipato per la precisione 92 persone. Nelle prime fasi appunto della manifestazione c'erano 2 persone che non volevano indossare la mascherina, sono state verbalizzate, successivamente poi hanno tutti indossato la mascherina e si sono mossi in corteo. Verbalizzate, Valentina, significa che gli è stata elevata la sanzione? Sono state multate. Identificate e con relativo verbale, quindi molto probabilmente verranno multate. Invece per la manifestazione relativa a sabato 13 in Parco Europa sono partite i primi 22 verbali di contestazioni, quindi le prime 22 multe sono già state elevate. Si parlava già di una cinquantina di multe, 22 quelle che sono state ad oggi contestate. Su fronte No Pass c'è da segnalare che domani mattina il movimento vorrebbe fare un sit-in davanti al Dipartimento di Prevenzione e di Igiene dell'USL qui a Padova a sostegno dei sanitari Novax sospesi. Dovrebbe esserci questo sit-in nella mattinata, mentre per sabato l'intenzione è quella di fare un corteo in acqua con delle barche, ma al momento non c'è ancora stato nessun preavviso in questura e quindi le autorità non hanno ancora dato informazioni sulla possibilità o meno di fare questo corteo acqueo. Certo, verranno valutate tutti i parametri così e poi decideranno. Insomma, le stanno davvero provando tutte per riuscire comunque a manifestare, come è nel loro diritto, come però è anche insomma, nel diritto delle forze dell'ordine verificare di volta in volta se sono manifestazioni che possono essere autorizzate o meno. Va bene, grazie mille Valentina. Grazie a voi. Al tuo lavoro, un saluto a voi e alla redazione. Dimmi. Sta nevicando, vorrei dire che nevica. No, non nevica. Oggi è il 17 novembre, è la giornata della prematurità. Qui a Padova la terapia intensiva neonatale di Padova è hub regionale anche per il Triveneto, ha dato dei dati molto rincuoranti, nel senso che se l'aspettativa di vita di un bambino prematuro, parliamo di bambini al di sotto del chilo e mezzo, se 30 anni fa l'aspettativa di vita era appena del 40%, oggi si è raggiunto il 90% dell'aspettativa di vita. Questi bambini, seppur con difficoltà, nascono ma poi crescono molto bene. Ci hanno raccontato la storia di Diletta, una bimba nata di appena 700 grammi e che adesso invece è una bimba bellissima di 6 anni, vispa e vivace, proprio grazie alle cure ricevute qui in terapia intensiva neonatale a Padova. Che bella notizia, grazie. Ne avevamo parlato prima con il vostro servizio dei gemelli di ieri e questa è un'altra notizia in più che ci dai e che ci rincuora. Bene così. Grazie, ciao Valentina. Saluta a tutti i nostri colleghi di Padova. Torniamo in Friuli Venezia Giulia. Volevo insomma farvi sentire la situazione con un punto fatto dalla Commissione regionale sull'epidemia. Trieste traina l'incidenza regionale sui nuovi casi, quindi è Trieste la città più colpita. I giovani sono più colpiti ma quasi tutti asintomatici, mentre gli anziani vaccinati nelle case di riposo hanno una bassa casistica rispetto all'anno scorso. La fotografia del momento sulla situazione Covid in Friuli Venezia Giulia è stata fornita oggi dall'assessore alla salute Riccardo Riccardi. Il vicegovernatore durante la commissione ha ribadito come siano principalmente 3 i fattori dell'alta percentuale di nuovi casi in regione. L'interscambio dovuto all'essere territorio di confine con la vicinanza di paesi dove il virus corre molto, un'adesione alla campagna di vaccinazione soprattutto nella Venezia Giulia sotto le percentuali regionali, a sua volta sotto quelle nazionali, e l'elemento manifestazioni. Un andamento negli ultimi 7 giorni per 100.000 abitanti di contagio, 383 nell'En della Carinzia, e rispetto alla Repubblica di Slovenia, all'area più vicina al confine, contava 730,7. È evidente che questo andamento del contagio è molto rilevante nelle aree a ridosso del confine. Nell'analisi dell'incidenza i numeri più alti di casi positivi si verificano tra i più giovani, fortunatamente senza incidere su ricoveri ospedalieri. Le categorie 6, 10, 11, 13, 14, 18, l'andamento e il rialzo del contagio
elevato. L'area triestina è quella che conta il maggior numero di casi settimanali su 100.000 abitanti, 410 rispetto alla media regionale di 180. Riccardi, come già ribadito più volte dal presidente Fedriga, ha anticipato che manca un soffio al passaggio in zona gialla. Ci restano alcune decine di posti letto di differenza rispetto alla soglia delle aree mediche ed è evidente che a quel punto rientreremo in una zona gialla. Il sistema sanitario in sofferenza, ha aggiunto Riccardi, è anche dovuto da un numero elevato di operatori che al momento non prestano servizio. Il sistema sanitario di questa regione ha certificato la sospensione di 334 operatori del sistema, ai quali si aggiungono nel periodo dal 1 novembre al 14 novembre 164 positività. Il sistema che ha 500 persone in meno a disposizione, è chiaro che le difficoltà a partire dagli investimenti di prevenzione le sconta. Infine l'assessore, avvalorando l'efficacia dei vaccini, ha illustrato i numeri di incidenza e ricovero fra chi è ospite nelle residenze per anziani. Nel 2020 noi abbiamo avuto casi per 1523 persone, a questi si aggiungono casi ricoverati per 236. Nel 2021 questi casi non ricoverati sono nel mese di novembre all'8 novembre, sono 35 contro i 1523 e 2 contro i 236. Questa differenza di numeri si chiama vaccino. Questa è la situazione in Friuli Venezia Giulia, siamo insieme fino alle 13:30, abbiamo il tempo di tornare a Belluno visto che non abbiamo poi completato il collegamento con Tiziana Bolognani, ma insomma stavamo parlando di questo incidente drammatico avvenuto l'altra sera, una donna falciata da un'auto pirata, indagini dei carabinieri, sentiamo cosa è successo. Via Fenadora ad Artendi Fonzaso scorre parallela alla 50 del Grappa e Passorolle, una strada interna a servizio delle numerose aziende della zona artigianale ed è all'interno dell'area della Mauser che questa mattina il giallo sulla scomparsa di Emilia Santurini, 63 anni, di Fonzaso, è stato disvelato in tutta la sua drammaticità. Il corpo di Emilia Santurini è stato sbalzato al di là della recinzione dell'azienda Mauser e questa mattina è stato proprio un dipendente a fare la macabra scoperta. Della donna non si avevano notizie da ieri sera, dopo che era uscita per fare la sua normale, consueta passeggiata serale. È stata la figlia a lanciare l'allarme e a far scattare le ricerche della madre, proseguite per tutta la notte. Alle 7:35 di stamattina i dipendenti della Mauser hanno scorto il corpo inerme della donna sul prato di un aiuolo all'interno del cortile aziendale. Dai primissimi accertamenti eseguiti dai sanitari del SUEM e dai carabinieri del Norma di Feltre è stato subito chiaro che Emilia Santurini era stata investita e che il violento impatto con un'auto aveva sbalzato il suo corpo oltre la ringhiera che delimita la Mauser. La notizia si è immediatamente diffusa a Fonzaso, dove la donna abitava in via Don Pietro Corso 45, di fronte all'Istituto Canossiano. Le robe proprio da non credere, insomma. Ma lei era in parte perché la fa sempre sul giro. Anzi, è la suocera di mio nipote. Suo marito ora gira per destra, per le dite, ultimamente era in Canada. Era una ragazza in gamba, andava a fare ore per gli anziani, ma niente di tutto ciò, ma una ragazza in gamba. La conoscevo che vedevo la sera che andava a passeggiare la mattina così. La conoscevo così perché è la mamma di una mia amica. I carabinieri del Nord, in collaborazione con il nucleo investigativo di Belluno, sono riusciti in poche ore a rintracciare il responsabile grazie ai frammenti di carrozzeria dell'auto recuperati nei pressi del luogo dell'impatto. Si tratta di un 24enne della zona che è stato rintracciato sul posto di lavoro. Il giovane ha riferito di non essersi accorto di avere investito una persona e per il momento nei suoi confronti l'autorità giudiziaria non ha emesso alcun provvedimento. Il reato da accertare è quello di omicidio stradale, che potrà essere contestato solo dopo l'esito dell'autopsia sul corpo della 63enne, le verifiche sulle condizioni della strada, asfaltata da poco e priva della segnaletica orizzontale, e ambientali. Ieri sera la visibilità potrebbe essere stata condizionata dalla fitta nebbia che gravava sulla zona. Chi abita in via Fenadora però invoca da tempo interventi per la messa in sicurezza di quella strada. Qua la gente sfila a velocità incredibili, sia con le moto che con le vetture. Abbiamo avvisato il sindaco, non ha fatto mai niente. Metta un autovelox anche qua, che allora forse la gente si calma.
Grazie a Tiziana Bolognani. Interviene anche il governatore Zaia sulla vicenda dell'eventuale cambio di colore della regione e sulle restrizioni ai Novax. Dice: a me risulta che neanche chi è vicino a me, parlavo anche questa mattina con Federica, mutui il modello il modello austriaco. Federica ha detto che nel momento in cui ci saranno cambiamenti di zona e di colore si riconosca che i vaccinati non devono sottostare a quelle regole. Abbiamo sentito anche poco fa le parole di Federica, che Zaia dice bisogna aumentare l'informazione, quindi una campagna vaccinale, ma prima che campagna vaccinale deve essere una campagna informativa che convinca chi non si è ancora vaccinato della bontà del vaccino e che non creda alle notizie false che soprattutto nella rete quindi in internet vengono divulgate, soprattutto i giovani. Insomma, bisogna convincerli della bontà del vaccino, fargli capire che è davvero importante. E insomma il Veneto nel frattempo va avanti con le vaccinazioni. L'83% delle persone presenti, dice Zaia, nelle terapie intensive non sono vaccinate, quindi su 67 ricoverati in terapia intensiva l'83% non è vaccinato. Con questa informazione sono le 13:30, ci fermiamo. Ci avete seguito dalle 12, vi ringrazio per la pazienza, vi auguro un buon pomeriggio, continuate a seguirci con i nostri programmi pomeridiani, poi insomma verso sera dalle 18:50 i nostri notiziari e poi noi ci rivediamo domani con Focus alle 12. Buon pomeriggio a tutti.